Una lezione di vita, educazione alla sicurezza a 360 gradi. Questo è il titolo del progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole organizzato in collaborazione con la Regione Veneto e la provincia di Venezia. C'eravamo anche noi. Oggi una lezione di vita sull'educazione alla sicurezza, una lezione che fa parte di un ciclo di laboratori molto più ampio. Di cosa si tratta? Sì, infatti questo progetto fa parte di un ciclo di laboratori che è nato nel 2007. Infatti, come vedete nel poster c'è il percorso di questo progetto di educazione proprio alla sicurezza nella scuola, che è iniziato con l'educazione alla sicurezza stradale e poi si è ampliato con l'educazione alla sicurezza a casa, a scuola, al lavoro, sicurezza in montagna e sicurezza al mare. È un progetto che propone delle preziosissime lezioni che sono fatte e svolte dalle forze dell'ordine, dalle forze di primo soccorso, dalle forze di pronto intervento e dalle autoscuole Unasca e Confarca. E abbiamo coinvolto 10.000 ragazzi appartenenti al 90% delle scuole della provincia di Venezia. Che cosa avete insegnato oggi ai ragazzi? Beh, innanzitutto è un credo che portiamo avanti da tantissimi anni e specificatamente qua a Venezia, nella provincia di Venezia, da 5 anni con il progetto Laboratori Vita in Strada, e portiamo in strada tutto il nostro sapere e tutta la nostra possibilità di insegnare ai ragazzi come salvarsi la vita. E noi cerchiamo sempre di trovare un sistema ludico, giocoso per insegnare quello che vogliamo insegnare, cioè arriviamo a capire i ragazzi e a parlare con il loro stesso linguaggio. Quali sono state le loro reazioni? La cosa più importante che i ragazzi hanno imparato oggi è comprendere quante persone si occupano di loro quotidianamente, dai vigili del fuoco alla guardia di finanza, oltre che ovviamente alla polizia stradale e ai carabinieri che sono impegnati quotidianamente al loro servizio. E poi riconoscere la divisa come non un elemento ostativo, ma come un elemento che invece è a loro supporto. Un ringraziamento particolare va all'ufficio scolastico provinciale, alla dottoressa Elisabetta Scarpa e a tutti gli attori che hanno concorso oggi per realizzare questa manifestazione che è assolutamente lodevole.